Questo programma è offerto da Micra. Puntata speciale di Economai FVG dedicata a un tema di strettissima attualità, le criptovalute. Un tema di così forte rilevanza che l'Ordine dei commercialisti della provincia di Udine ha deciso di dedicarvi un intero seminario di approfondimento in occasione dell'assemblea annuale dell'Ordine. L'abbiamo ospitato negli studi di Telefriuli e abbiamo analizzato questo argomento da 4 differenti punti di vista. Quello generale con il presidente dell'Ordine dei commercialisti Alberto Maria Camillotti, dal punto di vista poi finanziario con Gabriele Turrisini, un private banker, ancora un punto di vista, quello dello scenario del blockchain che è la base delle criptovalute con un commercialista Marco Rubini ed infine la dimensione giuridico-legislativa con un commercialista ancora Mario Deotto. Ascoltiamo. Parliamo questa sera di criptovalute l'idea che ci siamo fatti è che oggi riusciremo a dare una panoramica di questo argomento, sul fatto che questo mondo delle criptovalute sta andando avanti, però un po' tutte le categorie professionali, dalla nostra, quelle degli avvocati sugli smart contract, quelle dei consulenti finanziari, stanno via via conoscendo questo tema. Non vogliamo essere esaustivi, vogliamo dare delle spruzzate di colore, io direi cerchiamo di dare delle risposte ad alcune delle infinite domande che questo tema in fortissima transizione, in fortissimo mutamento pone. E la prima domanda non può essere che una. Che cosa sono le criptovalute? Per rispondere alla domanda che tu mi hai fatto, posso darti del tu? Sì. Direi che dobbiamo renderci conto di un fatto essenzialmente, uno soprattutto, che le criptovalute ci sono. Cioè viviamo in un mondo in cui oggi le criptovalute ci sono. Come i romani scrivevano quando trovavano il vino buono nel Lazio, est, 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 le criptovalute est, est, est. Ci sono, è un mondo in cui noi dobbiamo confrontarci. C'è da capire piuttosto da dove arrivano le criptovalute. Forse è la cosa che più deve farci entrare in un mondo che sicuramente è parallelo al mondo in cui siamo abituati a vivere noi, perché il mondo digitale di fatto è un mondo in cui, se vogliamo, manca quell'effetto di fiducia che ci legava, il direttore è molto affascinato perché gliele facevo vedere prima, ci lega a queste banconote, che in realtà queste sono banconote di renminbi cinesi, il cui valore in realtà è dato esclusivamente dal fatto che noi abbiamo fiducia che la banca centrale cinese non si svegli domani mattina e ci dica: guardate, le tue banconote rosse sono fuori corso legale, da domani valgono solo quelle blu. Conseguentemente di quelle rosse potete immaginare cosa possiamo farcene, e in realtà il Bitcoin esce come protagonista proprio per rispondere a una domanda che era quella del non aver bisogno di un'istituzione fiduciaria per dar valore ai beni che possediamo. A me piace sempre mostrare questa immagine perché è un po' il senso del mondo digitale. Questa immagine è un quadro di Bruegel, è la Torre di Babele, perché voi riusciate a contestualizzare il momento in cui viene battezzata la criptovaluta in genere e Bitcoin in particolare. La Torre di Babele era l'esatta situazione del sistema bancario mondiale nel 2007-2008. Che cosa accade in quel periodo?
In quel periodo la Torre di Babele, che sembrava indistruttibile, in crescita straordinaria, come vediamo nel quadro di Bruegel, e con tutte le componenti della società che aiutavano a farla crescere sempre in maniera più, diciamo così, indistruttibile, in realtà in quella fine del 2007 e ancora più nel 2008, la Torre di Babele trova il suo, diciamo così, momento della verità, ed è il momento in cui il sistema bancario di fatto denuncia tutti i suoi limiti. E la Torre di Babele, mettiamo le slide, di fatto si sgretola, la Torre di Babele collassa su se stessa, il sistema finanziario entra in una crisi di una dimensione epocale. I titoli dei giornali che vedevate prima erano emblematici. Wall Street è collassata, ha trascinato con sé tutto il sistema finanziario a livello planetario. È in quel tessuto finanziariamente deteriorato che Satoshi Nakamoto esce con il suo paper, che è fondamentale. E sono 6 esattamente le parole chiave, ed ecco il motivo per cui io ti riportavo sui Bitcoin, perché nell'inventare questo sistema di pagamento peer-to-peer, cioè senza intermediari, ci sono le 6 parole magiche che oggi danno a Bitcoin una logica di esistere, anche cercando di essere pragmatici, non influenzati dall'amore o dall'odio per questo qualcosa che comunque nel sistema si è palesato. Without going, cioè il Bitcoin funziona without going a financial institution, cioè io funziono senza avere la necessità di andare tramite un'istituzione finanziaria che domani mattina potrebbe dire: guarda, in realtà i tuoi renminbi rossi non valgono più e valgono solo quelli blu. Però lei ha usato una parola chiave, fiducia. Certo. In quel sistema la fiducia era riposta in un'istituzione, fosse la banca centrale, fosse lo Stato. In questo sistema delle criptovalute, la fiducia dove viene riposta? Ah, bene. Nelle criptovalute io parlo del Bitcoin perché in realtà il Bitcoin, dovete immaginarvi, È la più importante delle criptovalute. diciamo che oggi come oggi è comunque la criptovaluta principe. È evidente che la struttura che si è poi manifestata nel tempo si è evoluta. Però ci dica, la fiducia in questo sistema La dove va fiducia del riposta? sistema in realtà è proprio nel fatto che nella blockchain, di cui poi Marco parlerà, il dottor Rubini parlerà, ci stanno tutte le chiavi per avere più fiducia di quella che dovremmo avere del resto mal riposta, perché fino ad oggi non è che possiamo dire che il sistema bancario ci ha restituito sempre tutta la fiducia che potevamo rivestire in loro, dicono Veneto Banca, Monte dei Paschi, eccetera, 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 ma è proprio nel fatto che all'interno di questa struttura che si chiama blockchain, e proprio per il fatto che ogni transazione del sistema Bitcoin venga registrato in quello che si chiama distributed ledger, cioè in un registro distribuito di consenso tra tutti i nodi del sistema, cioè non copiato nei nodi, ma condiviso nel medesimo istante in cui un'operazione viene svolta, quello implica il fatto che quell'operazione materialmente, proprio per la necessità di potenza che ci dovrebbe essere bisogno per modificarla, proprio perché tutti condividono ogni operazione, diventa praticamente impossibile invalidare quello che su quella blockchain è stato scritto. Ma questi milioni, miliardi di operazioni nel loro complesso, quanto valgono? Detto in parole un po' brutali, cioè le criptovalute in questo momento quanto cubano? In termini assoluti e in termini percentuali? Allora, qui Alberto dovresti trovare una slide che era più avanti, perché nella scalettatura che ci eravamo dati era un po' più avanti. Rispondo
fin tanto che Alberto la trova, eccola, esattamente quella lì, che è in quella pagina lì, bravo. Questa? Esatto. Allora, le criptovalute hanno superato la cubatura di $1 trilione all'incirca a gennaio-febbraio. Che è una cifra enorme. Relativamente enorme. Relativamente enorme. Questa? Se voi pensate che siamo qui. Cioè voi vedete che sui passa 200 trilioni di dollari del mercato finanziario, oggi Bitcoin e le criptovalute, come diceva il direttore, quanto cubano? Cubano lo 0,7%. C'è chi effettivamente vede nelle criptovalute un qualcosa in cui scriveremo il nostro futuro e per cui gli asset digitali scriveranno il nostro futuro, ma dall'altra parte c'è, e non sono certamente personaggi di secondo piano, parliamo di Rubini piuttosto che Charlie Munger, piuttosto che Warren Buffett. Buffett definisce le criptovalute veleno per topi. Cioè non dimentichiamoci di questi due elementi fondamentali. Cioè non c'è una visione univoca, ma se questa visione univoca ci fosse, non avremmo la possibilità di avere i guadagni che ci aspettiamo sulle criptovalute. Per farci un esempio, guarda, io cerco sempre di portare tutti quanti sul mio carro dei pionieri del Far West. Noi siamo in Florida, siamo per cui sulla costa est degli Stati Uniti, siamo saliti sul nostro carro, vi ricordate quelli rotondi che avevano la tela bianca, eccetera? Siamo saliti sul carro, dobbiamo andare nel Far West, nel lontano West, cioè in California, e noi siamo saliti sul carro oggi. Siamo all'inizio del viaggio. Abbiamo gli indiani per strada, abbiamo gli incidenti per strada, abbiamo strade che non ci sono, già gli americani hanno problemi di infrastrutture oggi e Biden ci ha messo le mani, figuratevi cosa avevano allora, per cui siamo in una età che non a torto e non a caso viene definita da pionieri. Questo è il mondo odierno delle criptovalute, anche se i passi negli ultimi 4 anni, al di là dei prezzi che sono la cosa, se vogliamo, meno importante, i passi fatti nell'ultimo quadriennio, nell'ultimo triennio almeno, sono stati enormi, soprattutto nell'ambito del resto delle criptovalute. Cioè, il Bitcoin lavora di per sé perché ha una funzione di valore. Giustamente lei nel titolo che ha voluto dare alla giornata è stato quanto mai lungimirante. La rivoluzione sta avvenendo sul resto del mondo delle criptovalute. Il mondo che Ethereum ha sancito come una sorta di pietra miliare in cui gli elementi distintivi sono questa straordinaria innovazione che sono gli smart contracts e sono i cosiddetti token. Per darvi soltanto un piccolo, come posso dire, una pennellata, un assaggio, voi immaginate solo che cosa potrebbe accadere se dentro una blockchain, che abbiamo detto non è falsificabile, non è alterabile, venisse inserito il sistema del PRA, del pubblico registro automobilistico, con uno smart contract che definisce le regole della registrazione delle autovetture dal momento in cui vengono costruite al momento in cui vengono messe sul mercato. Benissimo, ogni autovettura definita rigorosamente dallo smart contract e rappresentata da un token. Ogni operazione che viene svolta su quel token, passaggi di proprietà, eccetera, non avrebbero più bisogno di un'autorità terza a certificare la fiducia. Bravissimo, perché all'interno dello smart contract e della blockchain tutti i movimenti che avvengono su quel token vengono registrati e tombalizzati per sempre, fino al prossimo, chiaramente, cambiamento all'interno di quel token. Le cause della volatilità? Saltiamo un po' di qua e di là, forse ne hai un paio di slide.
Ma lei tira gli argomenti proprio caldi. Certo. La grande volatilità è uno degli elementi caratterizzanti del Bitcoin, ma la volatilità è il carburante dei rendimenti. Coinbase è la borsa delle criptovalute quotata 15 giorni fa, scorsa, sì. Recentissima. La domanda che faccio io a lei è: ma perché non potremmo trovarci Coinbase un domani che acquista JP Morgan o Banca Intesa? Chi avrebbe mai immaginato che Amazon poteva comprare il Washington Post quando non riusciva a vendere un libro? Perché di fatto nell'e-commerce non ce la faceva. È chiaro che questo è un mondo in cui quello che stiamo scrivendo è la prefazione. Sicuramente. Credo che ci possiamo fermare qui e passare la parola a Rubini proprio su questo punto, la trasformazione di questo mondo, diceva prima Turissini, negli ultimi 3 anni. Questa è la domanda che le pongo. Peraltro lei proprio 3 anni fa ha incontrato i commercialisti di Udine. Che cosa è cambiato in questi 3 anni nello scenario del blockchain? Che cos'è cambiato? La capitalizzazione delle criptovalute è cresciuta moltissimo, l'adozione dal punto di vista degli istituzionali è cresciuta molto, per cui ci sono sempre più operatori istituzionali che investono in criptovalute, ci sono ormai alcune società quotate al Nasdaq, ce ne sono 2 molto note, MicroStrategy e poi Tesla, che hanno investito più di $1 miliardo in Bitcoin, tra l'altro indebitandosi in dollari per comprare Bitcoin, questa è la particolarità. Questo diciamo, e poi diciamo, Rothschild, diciamo, anche grosse banche americane entrano nel mondo del Bitcoin non direttamente, ma facendo una cosa abbastanza interessante: prestano i soldi a MicroStrategy o a Tesla con cui comprano i Bitcoin e loro aumentano la posizione azionaria su queste società. Se non ricordo male, Morgan Stanley ha quintuplicato la posizione su MicroStrategy, non mi ricordo mai se è Morgan Stanley o Merrill Lynch, faccio sempre, ok, grazie, perché faccio sempre confusione tra le due. Ecco, questo è un tipo di passaggio. L'evoluzione tecnologica che c'è è impressionante ed è questa la cosa più interessante di tutti. Allora, prima di tutto su Bitcoin c'è sempre un po' questa presa di posizione dove si dice non funziona come mezzo di pagamento. Ok, allora, premesso che siamo, giustamente come diceva Gabriele all'inizio di tutti, quello che si sta sviluppando è il cosiddetto layer 2, scusate se ogni tanto uso dei termini in inglese, ma siccome sono quelli che poi si ritrovano cercando su internet, non è perché sia anglofilo, ma semplicemente per usare un vocabolario comune. Layer 2 è sostanzialmente una sovrastruttura tecnologica, chiamiamola impropriamente una seconda blockchain, ok? E qual è il punto di questa idea? Quando nasce il fiorino d'oro alla fine, nella seconda metà del 1200, e parte bene o male il nuovo sistema monetario che permette l'uscita dal Medioevo e il Rinascimento, che è basato sull'oro, quello che succede è che le monete d'oro restano sempre più ferme e viene inventata la tecnica bancaria moderna, vengono inventate le banconote, vengono inventati i conti di corrispondenza, viene inventata la tecnologia del denaro, sostanzialmente, la smaterializzazione dell'oro in denaro. La stessa identica cosa si può pensare quello che si chiama Layer 2, quindi fondamentalmente un sistema tecnologico per cui su una seconda blockchain girano delle entità digitali rappresentative di Bitcoin, okay? Girano a una velocità spaventosamente più elevata, con dei costi transazionali molto più bassi, ma non girano i Bitcoin. Okay? Mutatis mutandis, i Bitcoin restano in cassaforte, passatemi l'espressione, girano questi token. Layer 2 o Lightning Network, questo è il nome dell'iniziativa che sta decollando, ha già dei progetti concreti, non è più solo un'idea. Strike, perché c'è Stripe che è un'altra società, Strike ha lanciato un prototipo di prodotto dove fondamentalmente consente agli americani, agli immigrati dell'El Salvador, salvadoregni in America, di trasferire dollari dall'America a El Salvador sostanzialmente in pochi minuti a costi praticamente infinitesimali. Come funziona? Funziona che vengono comprati dei dollari presso un intermediario americano, smaterializzati, convertiti in un token digitale Lightning Network, quello in qualche minuto o anche meno, diciamo così, la transazione viene fatta su questo Layer 2, arriva, tra virgolette, in El Salvador e lì vengono immediatamente riconvertiti in dollari.
Lo stesso identico sistema, immaginatelo su scala mondiale, vorrebbe dire poter disporre di un sistema di pagamenti internazionali senza rischio di controparte, sostanzialmente istantaneo a costi bassissimi, che vorrebbe dire rivoluzionare il sistema di pagamenti internazionali. È già così con i Bitcoin, solo che siccome Bitcoin è diventato caro e conseguentemente le commissioni anche si sono alzate, ha senso spostare dei Bitcoin nella misura in cui i valori spostati sono elevati. Il vecchio detto dire vado a pagarmi il caffè col Bitcoin si può fare, ma la commissione costa 4 volte il caffè o giù di lì, o molto di più, e quindi chiaramente avrebbe poco senso. Posso interrompere con una notizia proprio di questi giorni, perché PayPal ha introdotto il Bitcoin nei suoi sistemi di pagamento. Sì, ecco, ma io il taxi ho dovuto pagarlo col wallet. L'altro aspetto è tutto quello che riguarda smart contract e quelle che io chiamo entità digitali, in inglese le chiamano crypto asset, fondamentalmente diciamo queste entità digitali di natura crittografica, perché da noi è anche una cosa importante, noi tendiamo sempre in italiano a dire criptovalute, ma bisognerebbe chiamarle criptovalute, perché criptovalute ricorda un qualcosa di criptico, di misterioso, insomma tutto sommato anche magari di un po' strano, invece in realtà le valute sono crittografiche, sono valute di natura crittografica. Il mondo degli smart contract, vi faccio un esempio, il mondo degli smart contract in questo momento si sta sviluppando sulla blockchain di Ethereum, perché Ethereum nasce con l'idea di essere una piattaforma programmabile a livello mondiale, sostanzialmente decentralizzato, per costruire questi contratti intelligenti che, attenzione, che però funzionano unicamente se vengono gestiti e pagati con la valuta della blockchain di Ethereum che si chiama Ether. Okay? Vi faccio un esempio, ormai sempre più ci sono non più dei prototipi, ma diciamo delle applicazioni funzionanti dove gli elettrodomestici acquistano l'energia elettrica al bisogno, quindi nel momento in cui vengono accesi, acquistano l'energia elettrica facendo una gara online con i fornitori di energia elettrica. Ed è l'elettrodomestico che conclude il contratto di fornitura, ed è l'elettrodomestico che paga da solo con una criptovaluta, perché l'elettrodomestico non può avere il conto corrente, non può ordinare un bonifico, non può avere una carta di credito, può autopagarsi se ha una criptovaluta, quindi funzionano in questa maniera qua. C'è qualche produttore di macchine. Questo esempio è incredibile, penso che sia una cosa già effettivamente realizzabile, c'è già, appunto, ed è una cosa personalmente... Ecco, c'è già, nel senso che noi adesso... Inquietante. Ecco, ci sono già, ecco, ovviamente non andiamo ancora alla Troni o giù di lì a comprare il frigorifero che fa questo, ma non ci mancherà molto. Ci sono dei produttori di autoveicoli che assieme a società di assicurazioni stanno studiando lo smart contract assicurativo che funziona in questo modo. Scusate, parlo velocemente, ho tante cose da dire, poi sono un entusiasta. Voi immaginate di salire in macchina, di accendere la macchina. Nel momento in cui girate la chiave, la macchina stipula un contratto di assicurativo che parte nel momento dell'accensione della macchina, stipula l'RC, ok? Ovviamente facendo la gara online, paga il premio di assicurazione, che quindi è €1, voglio dire, una somma molto modesta, e il contratto di assicurazione finisce nel momento in cui voi la macchina la spegnete. Nel momento in cui la macchina si spegne, la macchina stipula un altro contratto di assicurazione contro il furto, contro il danneggiamento, contro tutto quello che serve. Pazzesco. Ed è il motivo per cui, NX in Danimarca fornisce le ricariche delle macchine elettriche gratis alle macchine elettriche. Perché? Perché usano le macchine elettriche come batteria tampone, quindi fondamentalmente loro dicono ok, io ti fornisco l'energia gratis, no, ti ricarico gratis, ma tu, se io ho un problema di carico della rete, mi permetti di succhiare anche dell'energia elettrica per qualche istante dalla tua batteria, quindi anziché accendere una centrale elettrica, uso le batterie delle auto elettriche come batteria tampone per la rete nazionale. Questo però funziona se tutte le auto sono collegate su internet e di nuovo possono concludere uno smart contract, ok? E avanti con questo. Questo è quello che sta prospettando. I token digitali che cosa sono? Anche qua si apre la possibilità di rappresentare frazioni di proprietà di beni reali o di beni immateriali, diritti partecipativi, obbligazioni e chi più ne ha più ne metta, addirittura ultimamente anche delle opere d'arte fondamentalmente attraverso queste entità digitali. Beeple ha venduto, per ciò che valga, ha venduto un NFT, cioè un'opera d'arte
un unicum digitale che rappresenta una sua opera d'arte per oltre 80 milioni di dollari. Questo è successo un paio di mesi fa. A che cosa servono queste cose? Beh, molto semplicemente, già adesso ci sono dei portali dove imprenditori possono chiedere fondi per finanziare la loro società, sono dei portali crowdfunding o di crowdlending. Alcuni portali permettono a chi vuole investire di sottoscrivere somme per finanziamenti a partire da 20 euro. Qual è il problema? È che io comunque, che ho finanziato questa società anche per 20 euro, 50 euro, quel che è, ho in mano un credito illiquido, nel senso che devo aspettare che venga rimborsato sperando che... Bene, già adesso è possibile trasformare questi crediti in un token digitale e permettere la commercializzazione di questi crediti. Quindi fondamentalmente aprire in maniera molto semplice dei mercati secondari per rendere liquidi titoli finanziari, strumenti finanziari che godono di illiquidità. Ecco, e l'ultima vi cito e poi finito, si sta aprendo anche un altro mondo che ha dell'incredibile, che è quello del fatto che sarà possibile, dovrebbe essere possibile, poter sfruttare i propri dati, propri contenuti da noi creati in modo economico sulla rete, e cioè si rovescia completamente quello che sta succedendo adesso. Adesso noi carichiamo dati, immagini, tutto quello che è sui grandi social network, i quali loro fanno un sacco di soldi, e perché noi cediamo i nostri dati e le nostre cose. Facebook, si calcola che Facebook utilizzi sostanzialmente circa 2,5 miliardi di ore lavoro gratis al giorno, perché questo è il sistema, che questo sia il tempo che la gente passi su Facebook a caricare dati gratis. Bene, da un domani, e questo è già partito, si chiama sphinx.chat, come la Sfinge, sphinx.chat, lo potete trovare su internet, c'è nella slide. Immaginate di avere una specie di, chiamiamolo, contenitore nel quale voi potete caricare fotografie, video, i propri dati genetici, tutto quello che serve, e di dire: benissimo, se qualcuno là fuori vuole usare i miei dati, ok, lo può fare, ma mi deve pagare, sostanzialmente, ok? Questo già sta cominciando a succedere. Che è un ribaltamento dell'attuale paradigma. Il rovesciamento del paradigma attuale, ed è il rovesciamento anche di tutti questi bene o male contenitori centralizzati di informazione, anche lo stesso Uber, no? Cioè Uber, per quanto riguarda la mobilità, essendo un'entità centralizzata, gestisce i dati e soprattutto in qualche maniera accredita l'autista, no? Bene, domani dovrebbe poter essere possibile dire: siccome io ho un'identità e una reputazione digitale autonoma che riesco a preservare sul mondo della rete, riesco a metterla a reddito, io non ho più bisogno di qualcuno che mi dica se sono bravo o non sono bravo, cosa faccio, chi sono, eccetera, eccetera, dovrei poterlo gestire in questa maniera qua. Ci sono delle norme, delle regole che definiscono le criptovalute e le relazioni all'interno del mondo delle criptovalute? Bisognerebbe stabilire cosa sono, no? Dare una definizione, insomma, più tecnica delle criptovalute. Dal mio punto di vista, io affermo che le criptovalute possono, e così anche i token di cui abbiamo sentito parlare prima, di fatto rappresentano un messaggio non speso. Cioè, se io dovessi dare una definizione di criptovalute, darei una definizione di messaggio non speso, cioè di messaggio che di fatto incorpora un valore che può essere trasferito attraverso la blockchain. Questo è, secondo me, una definizione che possiamo darne. Ci sono due aspetti fondamentali da rappresentare: che il diritto insegue la tecnica, proprio perché la tecnica è volontà di potenza. Quindi è un po' la questione del rapporto tra doping e antidoping, cioè sostanzialmente l'antidoping insegue il doping, e questo è il rapporto tra tecnica e diritto. Cioè la tecnica ha creato dei fenomeni che sono
bisognerebbe parlare della web tax, di tante altre cose, cioè di tutta una serie di fenomeni che si slegano da un territorio. Le leggi hanno bisogno di un territorio invece. E questo è un aspetto davvero molto interessante, perché questo porterà gli stati, la nostra web tax italiana, a me fa sorridere, è una manovra elettorale perché non risolve evidentemente il problema, e quindi tutti gli stati dovranno necessariamente uniformarsi, e questo vale anche per quanto concerne le criptovalute. Sotto un profilo giuridico, a cosa posso assimilarle le criptovalute, no? Allora, la prima questione cioè io posso dire cosa non sono sotto un profilo giuridico le criptovalute, anche se poi darò un riferimento normativo. Sicuramente le criptovalute non sono una security, non sono una commodity, non posso parlare di beni, nemmeno di beni materiali, perché i beni materiali sono beni che devono essere sostanzialmente giuridicamente tutelati. La norma li deve riconoscere come beni immateriali. Le criptovalute non possono essere considerate monete fiat. Quindi non sono delle monete. La questione che si pone, soprattutto ai nostri fini, è se possono essere considerate delle valute. Le criptovalute, non avendo questo radicamento con un territorio, che non è necessariamente il territorio dello Stato che emette la valuta, le criptovalute non possono essere considerate delle valute, questo assolutamente. E qui vado alla possibile definizione giuridica di criptovalute. Le valute virtuali rappresentano la rappresentazione digitale di valore non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, attenzione, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, e che viene utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento. Le criptovalute sostanzialmente hanno una veste polifunzionale, nel senso che nascono come mezzo di scambio più che mezzo di pagamento, ma in realtà hanno assunto le sembianze di strumento di investimento. Le criptovalute tutto possono essere. Io parlo di messaggio non speso, messaggio che incorpora un valore, ma sicuramente una cosa certa è che le criptovalute non sono delle valute estere, perché il concetto di valuta è legato a un territorio. Questi fenomeni sono assolutamente atopici, aterritoriali. Dottor Deotto, tutto possono essere. Noi abbiamo messo un titolo, l'oro digitale. Possono essere riserva di valore, è il grande tema che svilupperemo poi più avanti. Allora, noi sappiamo che un bel giorno tutto questo finirà, cioè nel senso, se parliamo, ad esempio, noi parliamo dei se parliamo dei bitcoin, noi sappiamo che si arriverà alla quota di 21 milioni, no? Ok? Però giustamente, come è stato detto prima, in questo momento noi siamo a circa 4.300 criptovalute, senza parlare di tutte le vicende dei token. Quindi noi, sa qual è, direttore, il problema di tutto ciò? Che noi stiamo utilizzando, no? E da qui questa premessa che ho voluto fare, insomma, che avrebbe bisogno davvero di tanti ragionamenti. Noi stiamo ragionando con delle terminologie, con delle definizioni Che sono vecchie per definire dei concetti nuovi. Stiamo parlando di fenomeni che sono davvero non inquadrabili, e quindi possono in alcuni casi possono essere considerati, in altri indubbiamente no. A
questo punto abbiamo capito mezzo di pagamento no, mezzo di investimento sì, non è una valuta di questo paese, serve più come titolo di investimento, è speculativo, non è speculativo. Forse riserva di valore. Le banche sono riluttanti. Il sistema italiano diviso in due grandi blocchi. Le banche non crypto-friendly o crypto-friendly e le banche crypto-friendly. Partiamo dal presupposto che oggi come oggi, salvo pochissime entità, il mondo bancario non riconosce il mondo delle criptovalute, per cui non riconosce Bitcoin. Definisce Bitcoin, cioè si allinea a quella definizione di Rubini, di Warren Buffett, eccetera, in cui le criptovalute sono di fatto veleno per topi e come tale le considera. Per cui chi oggi volesse comunque interagire in quel mondo, che cosa deve fare materialmente? Deve interagire, mandami la slide precedente, scusa Alberto, deve interagire con un sistema che sia il dottor Deotto che Rubini avevano definito, cioè la blockchain. In realtà, no, va bene, non si anima, non importa, in realtà l'elemento che allaccia il conto corrente di un cliente, di un risparmiatore, a un'ipotesi di investimento in un Bitcoin è un'entità che si chiama, lo vedete sopra nella slide, exchange, che di fatto è l'interlocutore unico tra un conto corrente bancario normale in valuta fiat, come correttamente l'aveva definita il dottor Deotto prima, e il sistema delle valute digitali. In quello che lei aveva giustamente puntualizzato, diciamo che i due mondi, ahimè, oggi sono paralleli. Paralleli nel suo mondo di essere parallelo, i due mondi non si toccano, non si riconoscono. Poi vedremo che c'è in realtà un tentativo di riconoscimento in questo momento sul mercato, da un paio di mesi a questa parte. C'è la paura da parte delle banche che su questa strada si vada verso una società senza banche? Domanda che paradossalmente dal mio punto di vista inquadra tutto. La mia risposta è assolutamente sì. Assolutamente sì. È il mondo parallelo di cui che non avrà probabilmente bisogno delle banche. Quanti anni avremo ancora? Probabilmente se ne saranno moltissimi di fronte, però tornando a noi, e su questa slide è fondamentale per capirlo, per entrare a colloquiare con la blockchain, cioè riuscire di fatto ad acquistare una criptovaluta, io devo utilizzare questa piattaforma che appunto, come abbiamo visto prima, si chiama exchange. Dentro un exchange, andiamo pure alla slide successiva Alberto, dentro, no, quella prima, scusa, ho sbagliato io forse. Eccola qua, stiamo fermi qua, era animata, era molto più simpatica animata, però se la guardiamo assieme lo capiamo. Dentro un exchange voi dovete immaginare che ci sono letteralmente dei portafogli, mi dispiace non avere il mio, ma di colori diversi se vogliamo, per cui dentro l'exchange con cui dovete interloquire per acquistare o vendere le criptovalute, dentro l'exchange avete dei portafogli, in inglese wallet, che possono rappresentare sia le valute fiat, e dopo vedremo di capire perché si chiamano fiat anche, come Fiat Lux letteralmente, le valute fiat, cioè euro, piuttosto che dollaro, piuttosto che franco svizzero, piuttosto che yen, quello che volete, ovvero wallet che all'interno dell'exchange rappresentano di fatto Bitcoin, piuttosto che Ethereum, piuttosto che Litecoin, ve ne ho messe 3 giusto per avere un esempio, no? Ok. Che cosa accade materialmente dal momento in cui i soldi partono dal nostro conto corrente al momento in cui in una blockchain si scrive il nostro nome e cognome, o meglio, la nostra chiave privata e pubblica su cui possiamo legittimamente dichiararci proprietari di una criptovaluta.
Bene, il primo passaggio, che è identificato nella slide con il numero 1, voi dovete conferire l'euro del conto corrente all'interno del wallet che rappresenta la vostra valuta di riferimento, per noi l'euro, per gli americani il dollaro, per gli svizzeri il franco svizzero, per cui il primo passaggio sarebbe comunque quello. Una volta fatti pervenire gli euro all'interno del wallet euro, da quel momento io sono operativo su qualsiasi blockchain, cioè l'exchange da quel momento colloquierà direttamente con qualsiasi struttura che mi permette di acquistare le criptovalute. Vi ho fatto l'esempio col numeretto 2, con i miei euro decido di acquistare Bitcoin, per cui trasferisco gli euro nel wallet Bitcoin, nel momento stesso in cui l'exchange riceve l'ordine, nel wallet Bitcoin verranno depositati altrettanti, chiaramente una frazione di Bitcoin che rappresenteranno ciò che io effettivamente, ciò di cui io sono divenuto proprietario. Tanto quanto nell'Ethereum, che è il simbolo che vedete nel secondo wallet, o nel Litecoin, eccetera. Inevitabilmente, nel momento in cui io dovessi avere la necessità o la voglia di vendere quella criptovaluta, l'iter sarebbe esattamente l'opposto. Cioè dal wallet Bitcoin do ordine all'exchange di vendere e di trasformare quel Bitcoin in euro, viene fatto in tempo reale e analogamente in tempo reale il trasferimento dal wallet all'interno dell'exchange sul mio conto corrente bancario, dove potrei far ritornare i miei euro senza nessun tipo di problema e senza nessun tipo di, che secondo me è fondamentale, di tempi. Perché attualmente gli exchange, anche qui sarebbe, come dico, i tempi qua bisognerebbe capire, ci sono degli exchange che comunque, Coinbase è uno di questi, ma potrebbero essere Bittrex, piuttosto che in Italia The Rock Trading, degli exchange che sono assolutamente sicuri, noi li chiamiamo Tier 1, cioè quelli che comunque ti danno una garanzia di trasparenza e solvibilità, velocità, eccetera, ti permettono di riavere sul conto corrente gli euro di fatto in tempo reale, praticamente in tempo reale. Quello che mi... Prego. No, volevo solo puntualizzare un attimo, perché guardavo negli appunti che mi avevi passato prima, perché secondo me c'è un passaggio fondamentale in cui dobbiamo fare mente locale, che è il discorso delle valute fiat. Perché è fondamentale? Perché io torno sempre alla mia benedetta mazzetta di renminbi e guardate che effettivamente questo allaccia tutto fino al titolo che il direttore ha voluto dare all'evento. Cioè noi ci troviamo, state attenti, dal 1 al 22 luglio 1944, noi ci troviamo in un posto negli Stati Uniti che si chiama Bretton Woods. Là volevo arrivare. Lo sapevo, sai che ogni tanto leggo nella mente delle persone. Bretton Woods, in quei 22 giorni, 23 giorni di lavoro, 22, che cosa decidono di fare i paesi più importanti, diciamo così, più evoluti del sistema, erano 10 paesi, cosa decidono di fare? Di creare quello che per anni è stato definito il gold standard, non solo, ma quello che ancora oggi la maggior parte delle persone presume sia l'effettivo valore delle banconote, cioè essere legate a una parità che veniva identificata alla fine di 22 giorni di discussione di $35 per un'oncia d'oro. Questo è quello che è il gold standard. Da allora e fino al 1971 noi avremmo avuto tutto il diritto di dire: io sono talmente tranquillo che queste banconote hanno un valore perché so perfettamente che
che ogni banconota stampata, a ogni banconota stampata corrispondeva una frazione d'oro che nei caveau delle rispettive banche centrali veniva accantonata. Ahimè, capita un'altra data storica e dal mio punto di vista il mondo parallelo di Bitcoin nasce lì, che è la serata in cui Richard Nixon, 1971, guerra del Vietnam, spese devastanti per l'amministrazione americana per riuscire a supportare l'impegno bellico. Nixon decide d'emblée, di sua sponte, di strappare gli accordi di Bretton Woods e dire urbi e torbi: io mi chiamo fuori, non sono più in grado di rispettare i patti che avevamo fatti. Chiaramente il sistema in quel momento, ovviamente, decide libero tu, liberi tutti, e da quel momento fiat money, fiat lux, fiat perché tutti potevano stampare banconote accollandosi quale onere? Carta e inchiostro. Quello è il valore del fiat money. Ce ne sarebbe qualche altro, però io voglio cogliere l'analisi di Deotto, che secondo me è proprio di vecchio e nuovo. Gold standard. Andiamo verso un Bitcoin standard? Bella domanda. Definire Bitcoin valuta digitale è di per sé non rendergli merito. Perché? Perché Bitcoin non è valuta digitale, ma è oro digitale. O valuta virtuale. Vabbè, apriamo un altro capitolo ancora. Esatto, sarebbe un altro capitolo, perché oro digitale c'è un perché. Perché l'oro aveva valore? Allora, l'oro ha valore nell'antichità, ma nella storia dell'uomo, per due elementi essenziali. Il primo è la scarsità. Il secondo, volente o nolente, è perché l'oro luccica. Il Bitcoin cosa fa? Mantiene una delle caratteristiche essenziali dell'oro. Il Bitcoin è scarso per antonomasia. Prima il dottor Deotto diceva: guardate che alla fine della storia del Bitcoin noi avremo in tutto circolanti 21 milioni di Bitcoin. Vero? La domanda che dovremmo porci noi oggi è: quando avremo 21 milioni di Bitcoin? Bene, Satoshi Nakamoto l'ha già previsto e sarà esattamente nel 2141. Ma quanti ce ne sono già in circolazione? Il Bitcoin ha un'unità di misura che non è il Bitcoin, ma l'unità di misura del Bitcoin si chiama Satoshi, che è un 100 milionesimo di Bitcoin. E nel 2141 il blocco, il nodo, il megacomputer che allora validerà quei 10 minuti di operazioni riceverà un 100 milionesimo di Bitcoin. Siccome siamo in Friuli, forse è bene chiudere con un legame al territorio e guardando indietro. Vi faccio vedere una cosa. Io sono appassionato, vedete questa piccola moneta qua, è un denaro in realtà del patriarca Bertrando, 1340, vediamo se riesco a farvela vedere meglio, eccola. Si vede perfettamente, eccola lì. È proprio un denaro originale, gli ho corso dietro un'asta dietro l'altra per capirci, ma perché è importante? Perché il denaro nel Medioevo, nel 1350 siamo alla fine praticamente del Medioevo, il denaro torna a circolare e in realtà il patriarcato di Aquileia legittima la sua presenza sullo scenario politico mondiale con l'avvallo dell'imperatore a battere effettivamente moneta. Però, proprio per ricollegarci al contesto delle criptovalute, come sono state definite, un mondo parallelo che ci proietta nel futuro, dovete pensare che quando la Chiesa
ha affrontato per la prima volta il problema del denaro, in realtà l'ha definito esattamente come lo definisce Jacques Le Goff in questo libro, cioè lo sterco del diavolo. E se vogliamo, quella parte che vi dicevo prima, che vede tutte le criptovalute come veleno per topi, può, se volete, fare una cosa del genere. Bene, vi ricordo che la stessa Chiesa, 1000 anni dopo, nel 1517, il 31 di ottobre, si ritrovò con Martin Lutero che affiggeva al portone della cattedrale di Wittenberg le famose 95 tesi in cui accusava la Chiesa di accaparrarsi a piene mani danaro vendendo o promettendo ai creduloni il paradiso con le indulgenze. Bene, in pratica la Chiesa stava accatastando, se volete, sterco del diavolo. Non vorrei che anche ciò che stiamo pensando, che pensa molta parte del sistema oggi delle criptovalute, si rivelasse in futuro in realtà non sterco del diavolo, ma veramente denaro che possa effettivamente segnare un nuovo mondo, un nuovo sistema parallelo in cui la ricchezza e il sistema si riconosca nel suo insieme. Secondo me questo è il valore di questa riflessione che abbiamo tentato di fare da vari punti di vista, con varie competenze anche molto tecniche e specifiche. Aprire lo sguardo su un mondo che è magmatico. Mi piace molto ancora una volta l'immagine che ha usato De Otto, che è magmatico ma che avanza inesorabilmente e che sicuramente sarà il nostro punto di riferimento nei prossimi anni. Questo programma è stato offerto da Micra.